Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Partiamo con gli acquisti di giugno e partiamo con un po' di variant e un gioco PlayStation 5 e due Funko Pop. Partiamo da un gioco usato, l'ho preso più per collezione. Funko Fusion. Non ne hanno parlato gran bene, però lo volevo 26 euro, dai, l'ho preso, ci sta. E si parte a bomba. Poi, e qua ci colleghiamo a un vinile preso lo scorso mese. Uno dei miei film preferiti Disney, Goofy Movie, 30 anni, Pippo e Max. E si gode. Questi, vabbè, è proprio la mia infanzia. E ok. E poi andiamo a bomba con le variant. Variant 1. Mi piace, molto stilosa. Cioè, questi di Batman sono incredibili, secondo me. Poi quanto sono sexy anche le donne, guarda che roba. E te le godi. Questa forse è la più bella. Eccola qua. Come si suol dire, sublime. Eccola qua. Un'altra molto bella. Ancora Batman. Adesso passiamo a Doom. Quelle di Doom, ragazzi. Questa è quella che mi piace meno, ma mi esaltano tutte. Ce n'è una secondo me che è iper figa. Anche questa è molto bella. Poi abbiamo questa che non c'entra, ma carina. Questa che secondo me è qualcosa di meraviglioso, guarda che roba. Cioè questa proprio è meravigliosa, secondo me è stupenda con i colori, questo disegno, ciao. Poi abbiamo un po' What If Disney, questi sapete che sono una droga per il fumo. Questa anche molto bella. Questa, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, almeno per me. E chiudiamo con Doom. E guardate il retro. Vai, con questa chiudiamo alla grande. Si parte con gli acquisti di giugno, dove ci sarà, posso spoilerare qualcosa, sicuramente Final Fantasy per Magic. Io non sono un appassionato di Final Fantasy, però non potevo non prenderlo per la collezione. E poi altre cosine, c'è abbastanza carne al fuoco, però è chiaro ragazzi, siamo vicini al matrimonio comediano, quindi non posso spendere i milioni. Scusate se parlo piano, ma è anche tardi. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di giugno. Cominciamo con dei DVD a 3 euro. I laureati. Lo cercavo, 3 euro. Preso. Questo l'ho preso per il meme. Driven o Driven, lascio sempre voi la scelta, con Stallone. Poi colonne sonore. Sliding Doors. Ok, adesso abbiamo qua questa edizione deluxe o deluxe Power Ranger Mighty Morphin Rita's Rewind. Sembra molto carina. La confezione è fantastica. Vediamo cosa contiene. Tanta robina ragazzi. Il gioco e la steelbook. Ciao, bellissimo. Più questa e te lo godi. Molto bene. Poi abbiamo che è appena uscito, devo ancora vederlo, Capitan America Brave New World. Vediamo, sono curioso. E chiudiamo con due vinili. Questa è un'edizione speciale di Young Americans, David Bowie, molto bello. Picture disc che si sente bene anche, devo dire. E una special edition di Barcellona, Freddie Mercury, Montserrat Caballé. E te li godi. Raga, procedono alla grande gli acquisti di giugno. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di giugno. Camel. C'è tensione, c'è tensione. Camel. Così cerchiamo di chiudere gli album. Moonraker,
Forse ho già fatto vedere, non mi ricordo. Sono andato, ragazzi. Blade Runner 2049. Dopo la Marvel, Star Wars, i mini Funko. E te li godi a cannone. Guarda che roba. Sono troppo fighi. Ormai lavoro di quelli piccoli. Ok. E si chiude con un vinile molto erotico. Let it be, let it be, let it be, let it be. Io canto come un uomo, let it be. Scusate, dopo questa chiedo venia a tutti quanti. Raga, un saluto dal comandone veneziano, un abbracciotto. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di giugno. Qua torna una delle collezioni più importanti che ancora non ho mostrato per fattori logistici che non ho sempre tutti gli orologi insieme, però arriverà presto perché adesso deve tornarmi qualcosa da manutenzione, piglio altra roba, insomma un po' di movimenti e portiamo anche questa. Questo è un orologio da battaglia, per l'estate me ne compro sempre uno così, eccolo qua, è molto molto carino, l'ho preso per il cinturino perché è un cinturino particolarissimo a 200 euro e ripeto è un orologino che ci sta per l'estate, colorazione Pepsi che chiaramente è strafamosa per il Rolex chiaramente, però ci sta assolutamente appunto da battaglia, spiaggia, robe così, siete troppe rotture di maroni ed è proprio bello, cioè ragazzi io sono dell'idea che l'orologio può costare anche 50 euro se ti piace appunto, cioè io quelli che mi dicono perché io posso avere orologi da 3.000, orologi da 50 euro. Se mi piacciono, per me sono uguali. Quelli che ti dicono, ah, sotto i 3.000 non prendo niente, per me non sono appassionati, sono semplicemente persone che vogliono ostentare, ma è il mio pensiero. Chiedo venia se qualcuno può sentirsi offeso o cose, ma per me è così, cioè l'orologio è bello perché è bello, appunto, anche a 2 euro. Quindi questo primo colpo, come indiano. Andiamo avanti per la serie. Compriamo lo stesso disco 800 volte. In strasconto mi sono preso Pink Floyd Dark Side of the Moon, 50° anniversario con i vinili, con un printed Heart on Clear vinyl, in un inglese perfetto. Guardate che roba, ve li faccio vedere perché sono dire afrodisiaci e dire poco, ragazzi. Datemi un secondo, datemi 2 ore, e vi mostro quanto belli sono i vinili. Sono veramente qualcosa di sublime. Aspetta un attimo. Eccoli qua ragazzi. Uno, guarda, trasparenti così col prisma, cioè, guarda che roba. One e two. Proprio in un inglese two, proprio e two. Cioè, questi valgono tutto. Non puoi, per uno drogato come me di Pink Floyd, anche questa edizione, nel carniere cumendiano. Poi abbiamo un DVD che non è facile da trovare, di uno dei miei cartoni preferiti e del mio personaggio Disney preferito. Abbiamo visto il vinile dei 30 anni, i Funko Pop dei 30 anni, ma non avevo il DVD, sono a VIP, perché è Pippo, in viaggio con Pippo, e questo, fiori, cioè, un film a dir poco afrodisiaco. Pippo è il numero 1, punto. Poi abbiamo un Blu-ray preso a 4,99 € che mi mancava, Pearl Harbor. E si gode. E poi abbiamo una variant, devono arrivare in bordello, del signor Venom War. Eccolo qua, grande Venom, te lo godi sempre. Andiamo avanti, qua mi è arrivato solo il bundle, perché assolutamente non si può dire bundle, ma bundle, di Final Fantasy Magic the Gathering. Deve ancora arrivarmi il box e un mazzo commander, quindi mi girano abbastanza i maroni, però intanto ci godiamo. Questo lo apro, penso, fuori nel mio poggiolo, così per provare un altro tipo di unboxing. E ragazzi, chiudiamo questo segmento comendiano con una cosa bella. Sono andato al concerto di Lucio Corsi, che ho già parlato nei mesi scorsi, mi sono preso il CD, quanto mi sta piacendo, perché ha uno stile molto vecchio, nel senso classico, è tutto fuorché la musica moderna adesso che mi fa cagare. Ragazzi, scusate, non è il trap, queste robe qua per me è una roba indegna, nel senso non è musica, ma è vomitare parole. Gli unici argomenti sono sesso, uccisioni, droghe e robe così, cioè sinceramente non è proprio un genere che a me non piace. Rispetto chi ama sto genere, però a me non mi piace, ecco, detta proprio in veneziano. Concerto, volevo essere un duro, borsetta, e questo lo lascerò proprio così, credo, tanto ho già il CD,
E qua, insomma, ascoltare in vinile può interessarmi fino a un certo punto, perché questo, se ce la farò forse, ragazzi, sapete che ho dei problemi devastanti. Eccolo qua. Cosa faremo da grandi? Quinto anniversario, edizione limitata, autografata, vinile rosso trasparente, con poster originale del tour e la firma. Preso al concerto. Questo penso che lo lascerò così al 99.9. Vediamo, adesso vediamo. Se non voglio dire cazzate, ma può essere. Raga, è finito il segmento comandiano e questo è tanta tanta roba. In questo saluto anche la mia cara amica. Ti mando un bacio. È un mese un po' particolare e quindi è il minimo fare, diciamo, le unboxing anche da questa posizione qua, per poter vedere, ecco, anche l'angoletto, che devo ancora sistemarlo completamente, voglio aggiungerci delle cose, però non voglio neanche renderlo troppo pacchiano. E niente, un baciotto ragazzi, ciao. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo qua in terrazzo per continuare gli acquisti di giugno e poi soprattutto fare l'unboxing di Final Fantasy, chiaramente su un video a parte. Io partirei con gli acquisti, eccoli qua. Final Fantasy, Play Booster, e te lo godi. Poi abbiamo 15 bustine sempre di Final Fantasy. Dovevano mandarmi il bundle che poi ho preso in un'altra parte e mi hanno mandato queste perché stra esaurito. Eccoci qua. Poi abbiamo l'ennesimo quaderno per le carte, che ormai sto collezionando anche quaderni. Molto bene. E andiamo avanti con le variant, che sono parecchie. Queste sono una serie di variant che insieme creano un'immagine. Variant 1, sono bellissime. Variant 2, Variant 3, Variant 4, Variant 5. Andiamo avanti. Sono qualcosa che insomma non potevo lasciare là. Vediamo, per l'estate vorrei registrare un po' fuori anche unboxing e acquisti di giugno, luglio e agosto. E questa è l'ultima, cioè secondo me sono strepitose, chiaramente deve piacere lo stile, ma a me fa impazzire così, lo stile cartunesco, ecco. Poi andiamo su quelle più tradizionali, che veramente questo mese ne sono uscite di superbe. Poi quelli di Doom mi fanno impazzire, lo sapete. Qua andiamo un po' sul sexy. E quando si parla di donne e variant, ciao. Questa, vabbè, epica per me. E ormai ragazzi siamo arrivati a 400 fumetti tra variant, Masterworks e quant'altro. È pazzesco. La collezione più giovane sta prendendo veramente una come si dice? Mi sono appena svegliato ragazzi, chiedo venia. Sì, diciamo che lo spazio è finito, ecco. Sintetizziamo così, questa di Flash è stupenda. Ancora Doom in versione di Jurassic Park. Questo è un disegno a dir poco afrodisiaco. Eccoci qua. Questa, torniamo al sexy, mamma mia, cioè, ciao. Te la godi. Anche questa non è sexy, però è bella. Questa vabbè fa troppo ridere. Cioè, io non so, è proprio arte allo stato puro questo, eh. Qua torniamo sul sexy. Anche qua un po' sexy. E chiudiamo con questo capolavoro. Raga, gli acquisti di giugno secondo me sono praticamente finiti e adesso cambiamo un po', come si dice, cambio video e vado ad unboxare Final Fantasy. Ciao! Raga, acquisti di giugno terminati e niente, sto montando il video. Un mese veramente tranquillo, anche perché raga tra un po' mi sposo, quindi bisogna, come si dice, mettere via qualcosa perché la situazione è alquanto disperata. Raga, alla prossima con gli acquisti di luglio. Ciao!